Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7, dedicato ovviamente queste puntate al coronavirus, questa sera dedicata l'intera trasmissione al paese di Voc, come vedete il titolo è un esempio per il mondo intero, per quello che è successo, che hanno fatto il comune, gli abitanti, la regione e l'università di Padova, con tutte le persone che ci eravamo dietro. Elisabetta, dalla redazione, dal web ci sono novità, qualche novità per quanto riguarda Vo o qualcos'altro? Allora, per quanto riguarda Vo, no, ti farei vedere come in una città della Cina, Taiwan, i bambini sono tornati a scuola imparando le distanze in un modo allegro e giocoso. E quindi poi chiederei, se mi consenti, al sindaco di Vo, appunto, i bambini di Vo come hanno vissuto e come stanno vivendo. Si sa che i bambini, insomma, ai bambini manca molto il fatto di relazionarsi con i propri coetanei. Come vedi, questi bimbi indossano delle grandi ali per appunto imparare cos'è il distanziamento, insomma a non avere e a stare lontani l'uno dall'altro, mantenendo le distanze, quelle raccomandate di 1 metro, 1,5 metri. Già abbiamo fatto fatica a fare le fabbriche con le mascherine, adesso ci mettiamo a fare le fabbriche con le ali, non sarebbe mica male come idea. Vabbè, però anche ai bambini bisogna insegnare a stare, certo, insomma, a non stare troppo vicini tra loro, e quindi è un modo allegro per insegnarglielo con il gioco, spesso imparano i bambini. Certo, assolutamente vero. Elisabetta, allora abbiamo visto anche l'altra volta avevamo visto delle novità, l'altra volta avevano sopra la testa un cappellino con tipo le ali dell'elicottero per mantenere le distanze, qui invece hanno come le farfalle. Andiamo a leggere i messaggi che sono arrivati, ovviamente vediamo cosa scrivono i nostri telespettatori o cosa chiedono. Ogni anno Vo è tappa fissa di miei tour, tra i magnifici colli Ugani, tutta la mia vicinanza a questo paese meraviglioso che ho nel cuore, ovviamente ringraziamo questo nostro telespettatore. Andiamo nel secondo, leggiamo 4, grazie Dennis, grazie alla Regione per averci salvati, senza questa organizzazione sarebbe andata molto ma molto peggio, e l'abbiamo detto e ridetto. Ovviamente vediamo ancora altri messaggi, un paio. Buonasera, volevo chiedere al sindaco di Vo se adesso tutti i negozi sono aperti per venire a passare una giornata lì. Tutti i negozi, una bella giornata, deve avere davvero molti negozi Vo per passare un'intera giornata questo nostro telespettatore, poi il sindaco risponderà. Andiamo nell'ultimo messaggio. Complimenti a questo commerciante che ha deciso di fare mascherine per popolazione, e se lo firma Mario. Va bene, grazie. Allora andiamo da Maurizio, che è un'altra cittadina di Vo, proprio in centro del paese. Vai Maurizio. Sì, eccoci, siamo con una cittadina molto particolare, una cittadina speciale della cittadina appunto di Vo, la signora Bruna. Pensate che abita esattamente sopra il comune, sopra alle stanze, insomma, del potere di questa città, di questo paese. La signora Bruna, da quanto tempo qui? Da 23 anni. 23 anni, tantissimo tempo, ha visto un po' di tutto avvicendarsi in questa piazza, ma soprattutto ha visto questa pandemia, questa cosa gravissima che è successa, e l'ha vista passare dalle sue finestre. Perché? Sì. Quanto tempo è stata in casa? 3 mesi e mezzo, e senza poter vedere nessuno, né figli, né nipoti, né nessuno. È stato molto difficile. Sì. Cos'è che è mancato di più? Insomma, a parlare con qualcuno, parlare manco con qualcuno, non vi era nessuno che bussava alla porta, per forza, non bisogna stare fermi. C'era anche tanta paura? No, paura no, neanche pensavo di aver paura, se no sarei già morta. Questo insomma è lo spirito di sopravvivenza, ma soprattutto è quello che ha aiutato, insomma, a superare questi mesi di quarantena. Quando qui era tutto chiuso, che aria si respirava? Insomma, era ovviamente un momento che nessun altro aveva mai visto prima d'ora, ed è stato molto difficile. Nessuno, tutti dicevano una roba nuova, che non mai vista nessuno. Nessuno, è la prima volta anche a me che vedo da 85 anni, non so. Adesso come va? Come si respira l'aria rispetto a prima? Se si trova, se si parla, se è lontano 1 metro, se si dice una parola e viene sotto in comune in posta, vengo giù e parlo, conosco tutti qui che viene lì. La signora Bruna mi diceva che domenica è stata una giornata di festa, insomma, perché il vescovo è venuto a celebrare una messa molto importante qui nella vicina chiesa, insomma. Quindi un momento di rinascita, se vogliamo, per la vostra città. Erano 120 persone
prenotati però, perché di più non poteva stare. E io l'ho vista per televisione. Quindi insomma un momento di rinascita. Sì. Ci sono anche tanti ciclisti, tanti turisti che passano per la città. Ne diversi che viene a vedere qua, come che è messo bocca, non sapeva, io conosceva nessuno, ed è un paese proprio morto. Adesso però lo conoscono tutti. Mio cugnato in America ha detto: Bruna, ho visto il mio paese. In Brasile. Una cosa mai successa prima. No, ringrazio la signora Giorgio, io ho Maurizio. incontrato la signora Bruna proprio mentre eravamo qui. Bene, fatto bene a portarla al nostro microfono. Insomma, ha voluto raccontare le sue esperienze. Grazie Maurizio, ringrazio la signora Bruna, perché parlavo proprio con Sindaco prima di entrare, proprio oggi proprio io credo, non serve dire il consiglio al Sindaco perché sicuramente avrà già delle idee, proprio in virtù di quello che è successo, essendo un paese che è stato d'immagine per tutto il mondo, visto che la signora ha detto che ha in America, in Brasile dei parenti che hanno rivisto il paese, è un'immagine per il mondo intero e quindi può essere anche un paese, un futuro paese davvero che avrà molta gente che verrà a visitarlo in virtù che siete stato il paese simbolo di questo Covid, insomma, Sindaco, quindi avrà molte cose da fare, da iniziare a fare in un futuro per far ritornare l'economia nel paese e ha anche purtroppo per merito di questo Covid, in questo momento è un merito, ritornare con un'economia magari importante che magari stava lentamente scemando e poi ne parleremo. Allora abbiamo sempre, grazie Maurizio, abbiamo sempre collegata la signora perché andiamo a sentire questa mattina il nostro Maurizio Colombo è andato all'università, è andato a intervistare agli ospedali, ad intervistare il professor Crisanti, ovviamente in merito a voi. Sentiamo cosa ci racconta. Poi è un campione eccezionale per questo periodo di studi perché è stato censito e fotografato all'inizio dell'epidemia e successivamente in diverse fasi. L'epidemia è un fenomeno dinamico, non è come un'alluvione, un terremoto che succede e poi basta, ma facendo queste analisi è possibile in qualche modo ricostruire la trama sia dell'epidemia sia della risposta immunitaria. Quindi sapremo finalmente dare una risposta a tutte queste domande. Fanno gli anticorpi, sono protettivi gli anticorpi, sono neutralizzanti? Anche perché sapendo chi si è infettato all'inizio dell'epidemia e dopo non ci sono stati più casi, quando facciamo la risposta anticorpale possiamo capire esattamente se per esempio persone che non sono state mai infettate avevano anticorpi, perché se c'hanno anticorpi è un problema, significa che gli anticorpi sono diretti contro altri coronavirus. Studiando la quantità di anticorpi e la qualità degli anticorpi, cioè se sono in grado di neutralizzare il virus, possiamo capire se determinate condizioni patologiche si associano o no alla produzione di anticorpi. Un mistero, per esempio, è quello per gli asintomatici fanno anticorpi? In questo momento lo sappiamo. È stata la scoperta degli asintomatici che ci ha permesso poi di cambiare completamente l'approccio del controllo qui dell'infezione in Veneto, perché se gli asintomatici non possono essere identificati perché stanno male, ma se sono loro che trasmettono, è chiaro che la strategia di controllo deve essere cambiata e qui l'intuizione di utilizzare il tampone non soltanto come strumento diagnostico ma anche come strumento di sorveglianza attiva. Quindi la lezione di Vo ha avuto un impatto gigantesco su quello che è successo dopo in Veneto, perché tutti questi tamponi noi li abbiamo fatti per scovare gli asintomatici, non per fare la diagnosi. Ecco, abbiamo sentito allora il motivo per cui hanno fatto i tamponi, però la domanda devo fare all'assessore Lazzarini e poi ovviamente anche al magnifico rettore. Questa diatriba è stata chiarita, assessore Lazzarin, tra la Russo, tra il professor Crisanti, insomma una diatriba che è nata soprattutto sui giornali per le dichiarazioni, è stata messa una pietra sopra, è stata chiarita dalle parti? Ma io mi auguro proprio di sì, insomma, mi auguro che ci siano i chiarimenti, insomma, credo che, come è stato detto, il lavoro è un lavoro di una squadra che è fatta di professionisti e non finiremo mai di ringraziare tutti i professionisti del mondo sanitario ospedaliero, e sicuramente l'azienda ospedaliera di Padova era stata individuata all'inizio come punto di riferimento regionale, ricordiamoci, poi è stato allargato anche rispetto ad altri, tipo le microbiologie, abbiamo allargato anche ad altre microbiologie, però Padova è stata fondamentale e questo individua anche la strategicità
di quello che sarà anche Padova da un punto di vista sanitario per il futuro, da un punto di vista appunto non solo di assistenza sanitaria ma di ricerca, di sviluppo e quant'altro. E quindi il ringraziamento va a tutti i professionisti. Quindi è una squadra che ha tante voci che si completano a vicenda, io credo, queste voci. Tra le tante voci c'è anche il territorio, ha ragione il sindaco prima di Noventa a citare il territorio. L'integrazione sociosanitaria che è tipica della nostra regione e che è stata e che continua ad essere anche mutuata negli altri territori ha fatto la differenza, cioè il fatto che i medici di medicina generale fin da subito hanno iniziato a fare il triage telefonico e fin da subito sono stati i nostri partner in quella che è stata la sorveglianza attiva delle persone che erano asintomatiche oppure con sintomi lievi a casa. Anche a voi è successa la stessa cosa, i medici di medicina di famiglia erano positivi e subito quindi c'è stata anche qui una corsa di solidarietà con rimpiazzare subito i medici che hanno fatto quindi l'assistenza all'interno del comune di Bo. Questo è stato sicuramente vincente rispetto anche al potenziamento degli ospedali, al potenziamento di quelli che sono stati subito i posti letto in terapia intensiva, la subintensiva. Una delle grandi cose che con questa emergenza è stata capita, l'importanza della subintensiva rispetto alla terapia intensiva, che effettivamente quindi della ventilazione più leggera, diciamo, che ha fatto la differenza. L'aver avuto il coraggio, io dico, di individuare i Covid hospital e di chiudere quegli ospedali alle altre funzioni e quindi metterli solo finalizzati appunto al trattamento dei malati di coronavirus. Sono state tutte, diciamo così, insomma, scelte importanti, strategiche, ma che si sono fatte proprio perché c'era una squadra formata da più voci e ognuno ha fatto la sua parte. Certo, magnifico rettore, una polemica sistemata, lei ha sentito il professor Crisanti, chiedo anche a lei, insomma, obiettivamente. Sono totalmente d'accordo con quello che ha detto l'assessore. Prima è stato citato Maradona, con questo ci diamo una fascia di età abbastanza definita, ma allora il mio riferimento è più la squadra dell'82 che io ricordo. Che ha battuto Maradona. Che ha battuto Maradona. E in cui se dobbiamo scegliere se è stato Paolo Rossi, Tardelli, Cabrini, Scirea, veramente facciamo fatica. O Gentile che marcava Maradona. Quindi io credo che ognuno ha svolto il suo ruolo e il successo è questo. Il ruolo va dai nostri colleghi e tra l'altro mi piace ricordare che se parliamo di ospedale, azienda ospedaliera, scuola di medicina, beh, gli esempi straordinari sono tanti, sono state citate le terapie subintensive della nostra pneumologia, ma mi piace ricordare le intensive di Navalesi e Tiberio, i reparti come quello del professor Vettor, che all'improvviso da reparti di medicina interna normale diventano reparti Covid, le malattie infettive della dottoressa Cattelan. È veramente una squadra che ha giocato tutta insieme ed è una squadra che va vincente. E che va, come è stato detto, anch'io sono d'accordo, coi tamponi abbiamo identificato, abbiamo trovato quanti più possibili portatori e quindi trasmettitori del virus, ma se a questo non abbiamo una politica successiva, che è quella di lasciarli a casa se possono stare a casa ed essere curati in sicurezza, oppure essere ospedalizzati ma in reparti normali, oppure andare via via in gravità crescente. Se non c'è questa strategia complessiva che ha bisogno dell'intero sistema, il medico di base e l'ospedale super hub, come è stato detto, se non abbiamo questo sistema che funziona, i risultati non si ottengono. Lazzarini è anche magnifico rettore, poi che sindaco. Avete fatto 3 tamponi a Vo, ne verranno fatti degli altri oppure sono sufficienti per fare uno studio specifico ben determinato per quanto riguarda Vo? Come ha sentito, ha descritto il professor Crisanti, i 3 tamponi non sono identici tra loro. Primo tampone ha identificati positivi, ha prima dato un'informazione, è la prima fotografia. Com'è la situazione di Vo? E ci ha detto una cosa fondamentale, non sono solo quei pochi che avevamo visto, ma c'è un numero di contagiati molto più alto. Il secondo ci fa la seconda foto, come noi facciamo in famiglia, fai una foto a 10 anni di distanza e vedi cos'è cambiato. E questo è stato fondamentale perché ha mostrato che la strategia del contenimento ha funzionato, che quindi avere impedito la diffusione del virus perché ognuno stava a casa è stata una strategia vincente.
Questo terzo è molto più complesso, è molto più ricco di informazioni, perché è stato prelevato il sangue e nel sangue si ottiene non solo quindi dai tamponi l'informazione sul virus per la terza volta, ma sappiamo gli anticorpi, che tipi di anticorpi sono fatti e poi il patrimonio genetico, quindi vedere che cosa realmente controlla la suscettibilità al virus in una popolazione di cui abbiamo visto tutta la storia e che oltretutto conosciamo perché è una popolazione omogenea, quindi è veramente un'analisi successiva in cui c'è una miniera in questi tre. Io non credo, anche perché è stato uno sforzo grandissimo, una grande generosità della popolazione, come è stato detto, ma anche uno sforzo. Io sono andato, ho avuto il piacere di incontrare il sindaco in occasione del terzo tampone. Insomma, c'era una squadra al lavoro di grande numerosità, di grande bravura, immaginare di rifarne un altro. Certo. Manuela Lazzarin, oggi è stato dimesso un primo paziente che si è curato con il sangue di un infettato e via discorrendo. Sarà la futura strada, secondo lei, questa? E visto che anche oggi il governatore nella sua conferenza stampa ha detto che nei tamponi c'è stato anche un leggero ritorno, mi può raccontare cosa vuol dire questo leggero ritorno di positività nei tamponi fatti? No, allora un leggero ritorno nel senso che c'erano tra un bollettino della mattina e un bollettino della sera e può capitare appunto che ci siano stati dei tamponi dubbi che sono stati rifatti e quindi oscilla, ma stiamo parlando proprio di pochissimi numeri, perché oggi fortunatamente insomma la curva per noi è una curva in discesa e dalle aperture, se vogliamo, dal 10 di aprile prima, ma poi dal 4 di maggio, insomma, ad oggi, insomma, io ho visto il bollettino di questa sera, avevamo più 4 positivi, quindi rispetto agli 11.000 tamponi, insomma, che noi facciamo al giorno, quindi stiamo parlando veramente di numeri bassissimi e questo ci rincuora, perché è chiaro che anche tutto lo sforzo immane che è stato fatto e che continuiamo a fare rispetto alle riaperture, tutte quelle che sono appunto le misure, ma anche rispetto insomma a un periodo, come diceva la signora, difficile, di lockdown senza precedenti, sta dando dei buoni frutti e questo vuole dire insomma che ha funzionato. Anche le misure che sono state messe in atto sono state fondamentali in questa strategia, cioè i comportamenti, la correttezza. Bisogna ringraziare i veneti perché obiettivamente si sono comportati bene, non c'era gente in giro, c'era gente che insomma è rimasta a casa soffrendo, ma è rimasta a casa, e quindi questo è importante. Per quanto riguarda invece le sperimentazioni, noi abbiamo diverse sperimentazioni farmacologiche, siamo dentro anche a dei progetti appunto che individuano il Veneto più con qualche altra regione, insomma, rispetto ad alcune sperimentazioni particolari. Anche quella del plasma, insomma, è uno studio appunto che siamo assieme all'ospedale di Pavia. È una di quelle sperimentazioni che l'Istituto Superiore di Sanità sta valutando con molta attenzione, perché i risultati che ci sono positivi. Noi abbiamo curato proprio nel reparto appunto che citava il magnifico rettore delle malattie infettive di Padova, dell'azienda ospedaliera di Padova, 12 pazienti. I risultati sono risultati incoraggianti. Abbiamo trasmesso gli esiti all'Istituto Superiore di Sanità e vedremo adesso i risvolti. Nel frattempo abbiamo comunque cercato di mettere in piedi la raccolta, appunto la banca del plasma, proprio per far sì insomma che le persone che sono guarite e che quindi oggi possono in maniera volontaria donare il plasma, poi bisogna capire se il plasma appunto è un plasma che ha sviluppato gli anticorpi o no, insomma si mettano a disposizione qualora insomma in futuro ci dovesse essere un ritorno di questo virus in maniera massiccia, vorremmo essere pronti anche con questa terapia. Ecco, prima di congedarla e di ringraziarla, però una domanda la faccio a lei, anche al magnifico rettore, poi andremo a parlare con i nostri ospiti per quanto riguarda VO, perché siamo andati a intervistare anche ovviamente la gente questa mattina. Si dice a gran voce che la comunità scientifica dice, anche oggi l'ha ripetuto il governatore, a settembre in autunno ritornerà sicuramente, lo danno quasi per sicuro, un ritorno di questo maledetto virus. Ma ne siamo sicuri? Perché come ne parlano tutti, sembra che matematicamente, e la comunità scientifica dice, sicuramente ritornerà. Siamo sicuri che ritorna o magari si sbagliano? La prima domanda, assessore, e poi la faccio anche al magnifico rettore. La seconda è, se ritornerà, mi auguro di no, che qualcuno si sbagli
mali questa volta. C'è già un antidoto per superarli in maniera meno pesante di quella che è stata superata nella prima fase? Ma allora non sono un tecnico né tantomeno appunto una parte scientifica da poter dire e permettermi di dire qualcosa a questo riguardo. L'OMS ha detto che ci può essere la possibilità di un ritorno del virus a settembre, quindi nei mesi autunnali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire insomma che noi dobbiamo essere pronti e noi vogliamo e dobbiamo essere pronti, quindi i piani che si susseguono anche oggi sono piani appunto che vanno in questa direzione. Noi oggi abbiamo quasi riaperto completamente i famosi ospedali Covid che erano stati quindi dedicati solo ai malati di coronavirus, però abbiamo al tempo stesso all'interno di questi ospedali mantenuto dei posti letto attrezzati di terapia intensiva, di subintensiva o di malattie infettive, proprio per essere pronti a qualsiasi evenienza. Si sta cercando di potenziare il territorio con le USCA che sono state inserite appunto proprio con l'emergenza coronavirus, che sono queste unità speciali di continuità assistenziale, con i medici di medicina generale lo stesso. Si sta parlando di infermiere di famiglie, infermieri di comunità, che è previsto appunto in quella che sarà la riorganizzazione territoriale, perché abbiamo capito che mantenere il paziente a casa e anche curarlo con la terapia farmacologica al domicilio, tipo gli antimalarici, insomma sta dando dei buoni risultati. E quindi tutte queste sono delle azioni su cui si sta lavorando, si stanno potenziando proprio per essere pronti a intervenire qualora insomma ci fosse un ritorno importante del virus. Tutto questo, Assessore, assieme all'Università, magnifico Rettore, anche voi state lavorando in funzione, auguriamoci che ciò non accada, però in funzione che possa ritornare questo maledetto virus in autunno. Sì, appunto, la verità è che non lo sappiamo, perché è un virus che non conosciamo, la prima volta che si presenta. Abbiamo esempi diversi. La SARS, se la ricorda, non è mai più ricomparsa. L'influenza ritorna ogni anno, compreso la terribile influenza spagnola dell'inizio del Novecento, quindi noi non possiamo scommettere oggi su una soluzione rispetto all'altra, dobbiamo farci trovare pronti. E io credo che noi saremo pronti. Io sono convinto che se dovesse ricomparire il virus, noi abbiamo due grandi elementi di forza. Primo, tutto quello che abbiamo imparato. Quindi oggi dal punto di vista della sanità pubblica, dal punto di vista delle terapie già oggi in atto senza aspettare il vaccino, abbiamo imparato moltissimo. E secondo, la consapevolezza della popolazione. Oggi abbiamo una popolazione che sta rispettando le cautele e sta... Tra gli ultimi giorni insomma un po'... Ma no, ma adesso guardi, io giro per la città, è chiaro che noi siamo colpiti da quelli senza mascherina. Parlo a livello nazionale, magnifico Rettore. Sì, io giro anch'io per la città e vedo una fetta di popolazione, la popolazione è molto responsabile, compresi i giovani. Io vedo la maggior parte dei giovani con la mascherina, quindi io credo che questa è una grande protezione sul futuro. Quando è arrivata la grande epidemia ci ha colto di sorpresa, perché non ce l'aspettavamo in questi numeri, con questo impatto. Avevamo l'idea che doveva arrivare dalla Cina e fare un piccolo focolaio, invece ce lo siamo trovati in buona parte del nord Italia. Se dovesse rincomparire, però adesso sappiamo che cosa succede e sappiamo quali sono le strategie efficaci. Speriamo ciò non accada. Ovviamente speriamo non accada. Allora, saluto l'assessore Lazzarin, grazie Assessore come sempre della sua disponibilità, grazie. Grazie a lei direttore e a tutti i suoi ospiti. Grazie, e andiamo prima alla pubblicità da Maurizio, che è un ospite che attende lì a Vo da molto tempo, però fa caldo, per fortuna non fa freddo. Maurizio, che hai portato ai microfoni, ai tuoi microfoni? Dunque, ho portato ai nostri microfoni Marco Calaon del Consorzio Vini DOP dei Colli Euganei, e qui per raccontarci quello che ha vissuto questo comparto, insomma, che ha vissuto una crisi piuttosto forte, chiaramente come tutto il resto, ma si lega anche indissolubilmente all'economia di Vo, perché Vo è, possiamo dire, il paese del vino. Sì, buonasera a tutti, saluto gli ospiti in studio, che alcuni di loro sono grandi amici del Presidente della Provincia, Alessandro Bisato, ma dove c'è il nostro sindaco, ma anche
rettore Rizzuto. Ma, sì, Vo è un paese prevalentemente agricolo, a carattere viticolo, e quindi il vino è il prodotto più importante, e quando lì a febbraio c'è stata la chiusura totale si è fermato il mondo attorno a Vo e attorno al mondo del vino, e quindi siamo andati un po' tutti in crisi. C'era anche il problema che qualcuno ha rifiutato gli ordini, queste cose qua, perché sembrava che attraverso le bottiglie di vino si potesse esportare anche il virus, che ci ha fatto, oltre che sentirci a disagio, anche arrabbiare, a disagio per quello che c'era, arrabbiare perché l'ignoranza generale in giro era talmente tanta che appunto si potevano incappare anche in queste situazioni. Però credo che dopo abbiamo reagito bene, siamo stati bravi, bravi come cittadini, ma anche bravi a far capire che Vo non era... Sì, era una situazione particolare, ma dove siamo stati bravi a sopportare una chiusura totale con le forze armate, ma anche a riprendere in mano la situazione, ritornare con l'aiuto del prefetto, della provincia, ritornare a commerciare i vini e usare anche in modo positivo questa pubblicità indiretta che è arrivata da questa situazione molto particolare. Esatto. Maurizio, che futuro si apre per questo tipo di commercio? Scusa, c'è una domanda del nostro direttore. No, volevo solo chiedere, fargli i complimenti alla mascherina, me la puoi spiegare la mascherina che ha il tuo ospite? Il direttore vuole che ci racconti la tua mascherina. Beh, proprio perché sono molto fedele alla mia squadra, dico sempre con una battuta che sono più fedele alla squadra che agli amori. Non so, spero sia il caso. Chi mi conosce sa perché lo dico. Ma che squadra fai tifo? Quindi ero anche uno di quelli che andava a vedere l'Inter nel bar famoso dove è successo tutta la cosa. E un giorno sono passato davanti alla camiceria dell'amica Moira e sono entrato, ho detto prendo 2 o 3 mascherine, ho visto questa e questa è quella che ho adottato al 100% perché mi piace così. Mascherina made in Vo, quindi. Sì. Ma no, Maurizio Rifai, il sentimento che conosce molto bene, ci scherziamo che sopra il presidente Buia e che Bisato, perché vanno a bere il suo vino, no, che lo conoscono bene così. Beh, spesso andiamo. Se ci invita, voglio sentirlo da loro, non giustificatevi. Maurizio. Il direttore chiede se appunto il presidente della provincia e Bisato vengono a bere il vino qui a Vo. Ma il presidente della provincia è stato ospite della nostra sede consortile con una delegazione dove c'era anche allora il sottosegretario Manzato e quindi alla fine ha brindato assieme a noi, ma è stato ospite anche in altre occasioni, o al Vinitali, adesso non ricordo, ma dopo abbiamo ricambiato andando anche a offrire una bicchierata in provincia quando c'è stato l'ultimo insediamento dei sindaci alle ultime elezioni, noi abbiamo offerto una bicchierata proprio perché se vogliamo far conoscere bene qual è il prodotto del territorio euganeo dobbiamo prima di tutto farlo conoscere chi sono i portatori di interesse del territorio e quindi quale meglio dei sindaci e i loro collaboratori, quindi benissimo, ci sposiamo con questo. Alessandro è un amico perché quando io ero presidente Coldiretti lui lavorava ai Coldiretti e quindi abbiamo avuto 1000 occasioni per bere. Il sindaco di Vo è costretto a bere anche se non vuole. Quindi a posto ringrazio. Comunque è una forza che unisce, mi fa piacere. Ma il vino sì, dopo il vino significa non solo bere, ma significa territorio, ambiente, turismo. Stiamo approcciando a un percorso proprio fatto su Vo in questi giorni qua perché appunto c'è la richiesta da parte dell'esterno di usare questo nome, quindi stiamo approcciando un percorso che vada per cantine e che rimanga con la possibilità di avere così dei punti di incontro fissi con le cantine. Stiamo lavorando per mettere in evidenza quali sono le nostre oggettività e che sono positività, quindi
territorio bello, ospitale, spazi larghi che oggi con il distanziamento sociale non sono indifferenti e tutto sommato il paese più sicuro d'Italia. Grazie Maurizio, ringrazio il nostro ospite. Sindaco, questo è il nostro lavoro in questo Grazie. momento. Sindaco, al di là di tutto c'è la volontà, insomma abbiamo visto 3 persone che si danno a fare, la signora più anziana che abita sopra il suo comune tra l'altro, che si danno a fare, cioè che hanno una voglia davvero di venirne fuori e come diceva poi l'ultimo ospite avete una possibilità straordinaria, in virtù di quello che è successo, lo ripeto perché ne parlavamo prima, potete davvero creare a livello economico un paese di prima fascia economicamente dei colli Ugani e Iberici, proprio in virtù di questo maledetto virus, insomma. Dobbiamo mettere assieme tutti gli operatori del territorio con i vari enti che vorranno collaborare a queste iniziative e faremo sicuramente qualcosa di interessante. È chiaro che stiamo iniziando adesso a lavorare, a poter essere liberi anche di muoverci, perché la voglia c'è, l'intenzione c'è e sicuramente faremo qualcosa di interessante. Ricordo che in questi giorni, come ogni anno, si svolgeva una camminata enogastronomica a Vo, praticamente, che era nata come Vo Gustando, che portava mediamente 1200 turisti a visitare le cantine e le bellezze di Vo attraverso 5-6 tappe in cui ci si fermava nelle cantine a mangiare qualcosa. Quest'anno è saltata per forza proprio per il Covid, ma siamo pronti a rilanciare altre iniziative che possano portare a Vo dei turisti. Sicuramente, poi ne parleremo, poi andremo anche ovviamente dai ristoratori perché i Colli Ugani sono un patrimonio anche ovviamente per quanto riguarda questa attività e ci sono molti ristoranti, molte trattorie e dopo siamo andati a sentire come è andato questo primo weekend di apertura, se hanno iniziato a lavorare o no. Rimanete con noi a tra poco.